Salve a tutti, vediamo ora come risolvere equazioni esponenziali per risolvere le quali è necessario usare i logaritmi. Allora, ecco la nostra equazione. Allora, 5 per, qui abbiamo 2 alla x meno 2, sarebbe 2 alla x fratto 2 alla 2, 2 alla 2 è 4, meno 3 per 2 alla x più, qui abbiamo 2 alla x più 3, e 2 alla x per 2 alla 3, 2 alla 3 è 8, è uguale a 5. Abbiamo questo 4 denominatore, moltiplichiamo tutta l'equazione con 4. Qui il 4 quindi va via, abbiamo 5 per 2 alla x, meno 3 per 4, 12 per 2 alla x, più 8 per 4, 32 per 2 alla x, è uguale, 5 per 4 fa 20. Adesso dobbiamo sommare questi 2 alla x, oppure potete pensare di raccogliere 2 alla x. Quanti ne abbiamo? 5 meno 12 più 32, 32 meno 12 fa 20, 20 più 5 fa 25, 25 per 2 alla x è uguale a 20. Dobbiamo dividere con 25, e allora abbiamo 2 alla x è uguale 20 fratto 25. Posso semplificare sopra e sotto, dividere con 5, e qui ottengo 4 quinti. Va bene, ho ottenuto 2 alla x e 4 quinti. Adesso devo fare, appunto arriviamo che devo usare i logaritmi. Devo fare il logaritmo in base 2 del lato sinistro uguale al logaritmo in base 2 del lato destro. In base 2 perché qui ho 2 alla x, 2 è proprio la base. Logaritmo in base 2 di 2 alla x e logaritmo in base 2 di 4 quinti. Qua, perché il logaritmo esponenziale sono uno diverso dall'altro, ottengo proprio x. Oppure potete pensare che il logaritmo in base 2 mi dà l'esponente al quale devo elevare 2 per ottenere 2 alla x, è proprio x. Qui ho un quoziente 4 quinti, e allora il logaritmo in quoziente è la differenza dei logaritmi. Il logaritmo in base 2 di 4 meno il logaritmo in base 2 di 5. Il logaritmo in base 2 di 4 è 2, perché 2 alla seconda è 4. Allora qui ho 2 meno il logaritmo in base 2 di 5. Questa è la soluzione. Posso scriverla così oppure in un'altra forma, grazie alla formula di cambiamento di base. Quindi 2 meno, se uso la formula di cambiamento di base, ho logaritmo di 5 fratto logaritmo di 2. Volendo potevo mettere anche il logaritmo naturale di 5 fratto il logaritmo naturale di 2. O scrivo così o così. Adesso, come avevamo qua 2 alla x e 4 quinti, vediamo un caso simile ma diverso, giusto per dare un chiarimento. Risolviamo 3 alla x è uguale 18. Qua come prima faccio entrambi i lati il logaritmo in base 3 di 3 alla x e il logaritmo in base 3 di 18. Qua il logaritmo in base 3 di 3 alla x è x. Allora qui, vabbè, c'ho il logaritmo in base 3 di 18, però posso anche semplificare, basta pensare. Dobbiamo vedere se abbiamo qualche potenza di 3. Una potenza di 3 è 9. Qui abbiamo 18. Beh, 18 è 9 per 2. Quindi il logaritmo in base 3 di 9 per 2. Qua abbiamo il logaritmo di un prodotto e una somma di logaritmi. Logaritmo in base 2 di 9 più logaritmo in base 2 di... scusate, era il logaritmo in base 3. Logaritmo in base 3 di 9 più logaritmo in base 3 di 2. Logaritmo in base 3 di 9 è 2, perché 3 alla seconda è 9, 2 più logaritmo in base 3 di 2. Beh, questa è la soluzione, oppure possiamo scrivere sempre con la formula del cambiamento di base, x è 2 più logaritmo di 2 fratto logaritmo di 3. Possiamo scriverlo così abbiamo semplificato. Adesso ancora un esercizio di un altro tipo.
25 è la x meno 5 è la x più 1 più 4 uguale a 0. Qui abbiamo 25 e qui 5, questo 25 lo scrivo come 5 alla seconda, tutto alla x, meno 5, qui abbiamo x più 1, allora 5 alla x per 5 alla 1 più 4 uguale a 0. 5 alla 2, qui abbiamo la potenza di una potenza, quindi si moltiplicano esponenti. 5 alla 2x, però posso scriverlo anche come 5 alla x alla seconda, perché ottengo sempre 5 alla 2x, meno, qua scambio l'ordine della moltiplicazione, 5 alla 1 è 5, 5 per 5 alla x più 4 uguale a 0, perché così ottengo, vediamo che in pratica abbiamo un'equazione di secondo grado, sostituendo 5 alla x con una nuova variabile, t è uguale a 5 alla x. E allora qui ho t al quadrato meno 5t più 4 uguale a 0. Uso la formula t1, 2, meno b, meno 5 è 5, più o meno radice b al quadrato è 25, meno 4ac, meno 4 per 1 per 4, 16, tutto fratto 2a, 2 per 1 è 2, 5 più o meno 25 meno 16 è 9, radice di 9 è 3, tutto fratto 2, ho un t1 e un t2, 5 meno 3 fa 2, fratto 2, 5 più 3 fa 8, fratto 2, 2 fratto 2 è 1, 8 fratto 2 è 4. Dovevamo risolvere questo, allora abbiamo due equazioni, c'è 5 alla x uguale a t, allora abbiamo 5 alla x uguale a 1 e 5 alla x è uguale a 4. La soluzione di questa è x uguale a 0, perché 5 alla 0 fa 1. Qui dobbiamo prendere entrambi i lati il logaritmo in base 5, logaritmo in base 5 di 5 alla x e logaritmo in base 5 di 4, questo mi dà x, logaritmo in base 5, 5 alla x è x, quindi x è logaritmo in base 5 di 4, abbiamo 0 e questa soluzione qui, oppure anche questa possiamo scrivere la formula del cambiamento di base, logaritmo di 4 fratto logaritmo di 5. Ok, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.